Non poteva prepararla meglio questa partita, mister. A livello tattico la squadra sta benissimo, hanno dato tutti il 100%, due bellissimi gol, il primo un'azione bellissima. Lei come giudica? Avevo detto prima della partita che per venirne fuori oggi bisogna fare una partita di altissimo livello, sia sotto il punto di vista mentale del sacrificio e anche organizzativo, quindi questo è stato, abbiamo patito perché comunque noi abbiamo subito il ritorno prepotente del Treviso, però ragazzi hanno fatto una gran partita assolutamente. Tatticamente l'avete preparata molto bene, quindi vi siete due squadre che si sono messe a specchio, da questo punto di vista i cambi di gioco hanno messo in difficoltà entrambe le squadre, questo tema tattico. E voi siete stati più cinici sicuramente perché le occasioni che avete avuto le avete massimizzate. Sì, questo è un po' il limite del sistema di gioco che adotta il Conegliano e adotta il Treviso, che comunque 4-3-1-2 o 4-3-2-1 che avevano in partenza loro, comunque la gestione dell'ampiezza è un po' problematica, quindi sei molto forte sul lato palla e sei sul lato debole ci perdi qualcosa, quindi è chiaro che avevamo preparato per venirne fuori, andare a cercare il lato debole per venire fuori in superiorità dall'altra parte, quindi abbiamo fatto bene anche in costruzione dal portiere 3-4 volte, siamo usciti bene, poi ripeto il Treviso comunque ha una forza, una fisicità, una qualità importante, noi abbiamo anche subito nell'ultima parte, poi è chiaro che noi abbiamo capitalizzato molto bene al massimo quello che abbiamo creato, quello sì. Che cosa è cambiato con il suo arrivo? Magari da fuori quelli che vedevano le partite prima del Conegliano se ne sono accorti, ma quali sono state le corde, le situazioni sulle quali ha maggiormente lavorato in queste settimane? Cosa è cambiato non lo so, perché bisognerebbe avere anche un parametro di quello che è stato prima. Posso dirti che dal punto di vista della consapevolezza, quindi rende consapevole questa squadra qua che ha delle potenzialità e può giocarsela contro qualsiasi tipo di avversario e può fare risultato contro chiunque, oggi l'ha anche dimostrato. Penso che questa consapevolezza qua sia un po' quello che ha spostato di più in queste 3 partite del mio arrivo. Sperandio ha giocato veramente una splendida partita da Sì, tutti sì, i punti di vista, sia tra i pali sia soprattutto nelle uscite, perché in Treviso si sa che è una squadra che mette una miriade di palloni dentro l'area di rigore. Gran partita lui, ma direi anche tutti gli altri 10 che sono partiti all'inizio con lui e anche chi è subentrato ha dato un contributo importante, quindi è chiaro che lui verso la fine ha tirato fuori 2 palle importanti, quasi a tu per tu col portiere, quindi lui sta vivendo, almeno da quando sono arrivato io, un periodo importante. È chiaro che lui deve continuare a lavorare e tenere questa concentrazione, questo impegno e questa applicazione. Questi sono 3 punti, però dal punto di vista così del fatto di averli ottenuti contro la capolista, quanto dà di valore aggiunto? Sono sempre 3 punti, è chiaro che poi i pesi specifici sono un po' diversi, no? Nel senso che se noi abbiamo l'umiltà giusta, la testa giusta, e questa vittoria può darti una spinta di entusiasmo, di consapevolezza importante. È chiaro che dopo sai, c'è da fare sempre i conti la domenica successiva ed è sempre il campo che giudica il valore che sei, quindi è chiaro che ti dà una forza importante, però dovremmo avere anche l'umiltà di mettere in campo le stesse energie, la stessa applicazione, lo stesso sacrificio e soprattutto la stessa umiltà. Se noi la manteniamo sicuramente ci toglieremo delle soddisfazioni. Il banco di prova sarà con le squadre con le quali vi giocate la salvezza praticamente. Banco di prova ogni domenica, quando arriveranno ci penseremo. Adesso domenica prossima c'è la Luparense, che è un'altra squadra forte, nonostante sia in una posizione di classifica un po' più problematica, forse è stata costruita per alti palcoscenici, però è una squadra che è stata costruita per far vertice, quindi non possiamo farci ingannare dalla loro classifica, perché troveremo una squadra assolutamente forte e preparata. Carlo, passiamo oggi in calcio bene, io avrei 2 domande. Durante il
Prego. Volevo chiedere, l'ho vista spesso richiamare la posizione di Zago e parlare molto anche con Brambara, perché non era soddisfatto, vedo che chiedeva anche spesso di coprire gli spazi allo stesso Zago, non era soddisfatto del lavoro che stava facendo oppure per non lasciare maggiore spazio di come l'avevate preparato? Allora, Zago in questa partita ha fatto il play su un centrocampo a 3, quindi la sua posizione era una posizione fondamentale, soprattutto quando noi scivolavamo verso l'esterno con la mezzala. Quindi se non riuscivamo a togliere la giocata verso l'esterno, l'assorbimento di quel giocatore là doveva farlo Zago, quindi la sua posizione, il suo movimento diventava importante, però penso che abbia ricoperto bene il ruolo fino alla fine. E poi le volevo chiedere una domanda anche in merito ai cambi, no? Con l'ingresso di De Vido in qualche modo ha cercato un po' di alzare la squadra nonostante fosse il momento dove poi nel secondo tempo avete sofferto un po' di più. Con l'ingresso di De Vido, a parte che avevo bisogno di maggior freschezza e volevamo mettere un giocatore che raccordasse meglio il gioco. Nicoloso quel ruolo lì lo può fare, è chiaro che lui è più un attaccante, quindi avevamo bisogno di un giocatore che legasse meglio il gioco tra centrocampo e attacco, quindi questa è stata la scelta dell'inserimento di De Vido. Prego. Il Treviso, che con lei ha sempre perso, è ancora dell'opinione che sia una componente fortuna? O lasciamo perdere? Quindi, secondo me sì, quindi me l'avete già fatta questa domanda qua i giorni precedenti. E è vero, è un dato oggettivo, però ripeto, ogni stagione, ogni partita ha la sua storia, ci sono interpreti diversi, allenatori diversi, obiettivi anche diversi, quindi c'è una soddisfazione per il risultato, ma penso sia la soddisfazione non solo mia, di tutta la squadra, di tutti i componenti dello staff di questa società, ma penso che sia anche una soddisfazione per questo territorio che era da tanto tempo che non faceva un campionato nazionale e forse non andava ad affrontare una partita così importante, tra l'altro anche un derby. La domanda era fatta solamente per strapparmi un sorriso. Grazie. Eccolo qua. Allora è arrivata una vittoria su questo derby davvero importante per voi. Sì, siamo molto contenti, era un derby, quindi volevamo far felici i nostri tifosi e la nostra gente che è venuta a vederci. Siamo contenti, ma ora dobbiamo solamente continuare così. Avete iniziato molto bene la partita, siete andati appunto in vantaggio grazie a un gol. Sì, abbiamo fatto un buon approccio, un grande approccio e siamo entrati con la testa giusta e abbiamo fatto una grande partita, sono contento del gol, ma come ho detto deve essere un punto di partenza questo. È una stagione che sta prendendo una svolta positiva per Conegliano. Sì, sicuramente, da quando è arrivato il mister i risultati vanno dalla nostra parte, quindi abbiamo un'identità di gioco importante, precisa e speriamo di continuare così. Voi avete sfruttato le occasioni praticamente che avete avuto, siete stati molto cinici da questo punto di vista. Sì, nel calcio alla fine è così, contano gli episodi e conta sfruttare al massimo le occasioni che hai. E siamo stati bravi perché abbiamo sofferto tanto nel finale, ma volevamo portare questi 3 punti a casa. Quanto vale questa vittoria in questo derby? Vale tantissimo, come si dice, le vittorie aiutano ad avere entusiasmo e ci alleniamo anche meglio sicuramente in settimana, quindi speriamo di continuare così. Cosa vi ha dato in più l'allenatore? Ma sicuramente ci ha levato un po' di peso che avevamo, perché comunque la classifica te lo porta, quindi ci ha dato un po' di spensieratezza e in più comunque un'idea di gioco e niente, siamo contenti. Bocca al lupo. Grazie. Meglio di così non poteva andare insomma in questo derby. È stata una bella partita, combattuta, sapevamo che loro erano una squadra forte, però siamo riusciti a indirizzarla subito e poi abbiamo purtroppo subito gol, ma lì dopo ha fatto un gran gol, ci siamo coperti bene, la parte finale è stata un po' un problema per noi, nel senso che entravano tanti palloni dentro l'area, ma siamo riusciti a contrastare bene, quindi siamo contenti alla fine della partita, che per noi era fondamentale portare a casa altri 3 punti. Sono 3 punti che vi danno ulteriore soddisfazione per la classifica soprattutto. Sì, era importante, avevamo 3 partite toste questo mese, lo sapevamo, siamo riusciti a portare a casa 7 punti in 3 partite
contro squadre di vertice, quindi per noi è soddisfazione e speriamo sia una rampa di lancio per quelli che ci sono a venire. So che farai il diplomatico, però bisogna riconoscere che la gestione del Puzzetti era una cosa, la gestione del Pontaroli un'altra. Sono due gestioni differenti, non si può dire che il mister precedente non era bravo, anzi col cambio c'è stato sicuramente magari qualcosina in più, magari emotivamente da parte della squadra. Sapevamo quando si cambia un allenatore non è mai colpa solo dell'allenatore, ma siamo una squadra, e quindi se la gestione prima non è andata bene anche con i risultati, col mister abbiamo dato una svolta e siamo riusciti a tirare fuori qualcosa in più in queste partite. Ecco. Adesso non vogliamo altro, tu che vieni dal Dolomiti, Sì. trovi qualche affinità con questa rinascita del Conegliano? Sì, allora, diciamo che dove ero prima c'era una gran forza di gruppo che ci ha portato a fare una stagione importante, e credo che in questo momento si sia creata la stessa situazione all'interno dello spogliatoio con lo staff, che è una cosa importante, perché credo che quando stai bene in un gruppo ti porta a fare dei grandi risultati, e quindi c'è qualcosa di affine sia a quello che è stato l'anno scorso. Dopo ovviamente sono due situazioni differenti, però credo si possa fare delle belle cose. Il gol è anche una richiesta da parte del mister di voi i centrocampisti di inserirvi più spesso? Certo, sì, quello dobbiamo arrivare in area anche noi mezzali soprattutto, poi sappiamo che Pramparo c'ha un bel cross là col mancino, quindi sai che ti arriva la palla, vuoi non vuoi, se non arriva a te arriva un compagno, e là quando ho visto che lui gli è arrivata la palla sull'esterno, la vai, dopo fatalità è capitata lì, quindi sono contento per il gol, però è stato anche merito suo che ha messo un gran palla. Certo, grazie.